Sì, come potete vedere, questa è la previsione per domani. Quindi domani sarà maltempo in quasi tutta l'Italia, a parte la Sardegna e la Sicilia, che saranno, diciamo, purtroppo non sarà colpita da questo maltempo. Sono le uniche regioni in effetti, a parte anche il Piemonte. Se vedete, a Torino non c'è la pioggia, quindi solo in Sardegna, Sicilia, nel lato della Puglia non pioverà. Poi tutto il resto dell'Italia, come potete ben vedere, ci sono forti nubifragi, forti tempeste di pioggia. Il verde e il rosso è pioggia molto forte, il blu è freddo. Quindi questa è la mappa per domani alle ore 9 di mattina, che poi proseguirà per tutta la giornata. Quindi questa è la previsione per domani domenica, quello che ci aspetta domani. In effetti Friuli Venezia Giulia, Veneto, un po' la Lombardia, poi il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania. Si salva solo la Sardegna, la Lombardia, la Puglia, un po' della Calabria, perché se mo vi abbasso un po' la situazione faccio vedere. Vedete, a Palermo e il resto un po' della Calabria non ci sta nulla. Sulla Sicilia non ci sta nulla, Bari nulla, un po' della Puglia si salva e un po' della Calabria. Poi per il resto, ragazzi, ci sarà dappertutto. Quindi il maltempo domani dovrebbe arrivare quasi ovunque. Quindi Napoli, Salerno, Roma, Emilia Romagna, Milano, Friuli Venezia Giulia. Si salva, come ho detto, un po' Genova, un po' la Lombardia, no, Lombardia e Piemonte, un pochino la Lombardia, metà e metà. Il Piemonte si salva come si vede, la Liguria altrettanto, perché su Genova non ci sta nulla. Poi si salva Bari, Taranto, Lecce, cioè la Puglia, un po' del finale della Calabria e dello Stretto di Messina. La Sicilia non la tocca proprio. Il maltempo è uguale alla Sardegna, come potete vedere ci sta qualche pallino blu, ma è un po' di freddo in effetti, nulla di più. Invece tutte queste macchie che vedete, verde e rosse, queste è pioggia. Il blu invece è il freddo. Quindi come potete vedere è pieno, ragazzi. Quindi domani dovrebbe piovere in tutta questa mappa che voi vedete. Questa è aggiornata a giusto di errore bassissimo in effetti, perché comunque mancano 5-6 ore, perché questa parte da mezzanotte in poi e alle 9 di mattina dovrebbe stare così come vedete in questa foto. Quindi dalle 9 in poi l'Italia è così. Quindi speriamo bene che porta un po' di pioggia pure qua a Salerno. Vedo che anche dopo Napoli ci sta Salerno, ci sta verde, che significa pioggia. Quindi speriamo che ci rinfreschiamo. Sì, l'ho letto poco fa, King Hammer, che è uscito un'altra eruzione di un lato del vulcano dell'Etna. L'ho letto pochissimo fa diciamo, un giornale siciliano, la Sicilia.it, che ci stava questa nuova emozione dell'Etna, diciamo, si è aperto un altro cratere, come ha scritto. 28 luglio 2019, quindi domani perlomeno dovrà piovere. Speriamo che non cambia nulla, che rimane così. Questo modello meteo che io ho comprato non ha mai sbagliato, quindi non credo lo farà stavolta, anche se a volte giustamente pure un po' di vento, una bassa pressione, un po' di fa spostare tutto, diciamo, e cambia tutto lo scenario. Però ci mancano poche ore per questo scenario, quindi non credo che si possa rivoluzionare, nel senso non è che ci mancano 10 giorni, può cambiare improvvisamente. Sì, 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 vedi, dopo Napoli ci sta Salerno ed è verde, quindi verde è acqua. In Sicilia no, no, guarda, ti faccio vedere, King, guarda, è tutto bello pulito sotto. Mi dispiace, ma
In Sicilia niente, ho provato a vedere dappertutto, no. Sardegna e Sicilia, Piemonte, un po' la Lombardia e la Liguria, no. Poi in tutto il resto d'Italia sì. Si salva pure la Puglia, Bari, Taranto, Lecce, diciamo il lato dell'Adriatico, però giusto la punta dello stivale. King, devi sopportare un altro po' il freddo. Vabbè, domani prendo un po' di pioggia pure per te, eh. Vabbè, a parte gli scherzi, spero che domani sera scende pure in Sicilia, perché questo qua è aggiornato a domani mattina. Può darsi pure che domani sera arrivi in Sicilia, questo non do a vedere, quindi non posso andare oltre tante ore, non è che fa vedere 2 o 3 giorni, 4 giorni. Quindi per essere realistici è meglio vederla ogni 5-6 ore. Questa qua da mezzanotte alle 9 sarà così. Comunque domani farò un aggiornamento per vedere come sta la situazione. Ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti ragazzi. Quindi domani piove, perlomeno non in tutta Italia, però a Salerno, Parisi. Ciao King, ciao.